Mercoledì 6 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, questa mattina ci occuperemo di diritti delle donne, ma anche diciamo da un punto di vista musicale e non solo. Parleremo infatti anche di Codice Rosso e poi per i concerti della prossima estate andremo a Siracusa. Ci sono tante novità, lo scopriremo chiaramente nel corso della nostra trasmissione. Intanto però c'è la cronaca, cominciamo con lo stupro del Foro Italico, inflitti 8 anni e 8 mesi al più piccolo del branco, addirittura più della richiesta della pubblica accusa. Intanto il mese prossimo comincerà il processo anche per gli altri 6 indagati che saranno e sono tutti maggiorenni. Sono contenta di essere stata creduta, ma non certo soddisfatta, perché quel che è accaduto non si può cancellare, non si può più tornare indietro. Commenta così la sentenza di condanna del primo dei suoi 7 stupratori, Asia, la ragazza di 19 anni, vittima della violenza di gruppo del 7 luglio scorso a Palermo. Sono parole pronunciate a caldo, le sue, pronunciate qualche ora dopo la sentenza. A fine mattina, infatti, il GUP Maria Pino del Tribunale per i minorenni ha condannato a 8 anni e 8 mesi l'unico minorenne imputato per questa vicenda. Il processo si celebrava con il rito abbreviato, il PM aveva chiesto 8 anni. Non odio nessuno, ha aggiunto Asia, in fondo sono solo ragazzi come me. La decisione del GUP serve a ristabilire la verità, commenta invece l'avvocato difensore della ragazza, dopo tutte le false notizie e le infamità nei confronti della vittima di questo stupro che qualcuno ha cercato di far passare come un rapporto consensuale, dice l'avvocato Carla Garofalo. Per la medesima violenza sono accusati anche i maggiorenni Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Cristian Maronia, Samuele Lagrassa ed Elio Arnao, che in questo momento sono in carcere. Anche loro hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato in un processo che inizierà invece ad aprile. Il minorenne condannato oggi era stato arrestato invece ad agosto. All'inizio era stato affidato a una comunità, ma successivamente era stato nuovamente rinchiuso a Malaspina dopo aver pubblicato sui social commenti e video in cui quasi rivendicava gli abusi. A suo carico anche una chat in cui ammetteva con un amico che la 19enne non era consenziente. Prosegue intanto l'offensiva antimafia nella nostra regione. A Siracusa è stato sgominato un clan che puntava alla conquista della città. Per prenderti il paese ci vogliono i morti, dicevano fra loro. 6 le persone arrestate, sono stati sequestrati droga ed armi. Ci vuole i morti, vuoi capire o no? Ci vuole la guerra, che non si sa dire spazio, non si sa dire la sede d'Aucia, e per chiaro tuo paese ci vuole i morti. Volevano i morti e la guerra. Così il clan della borgata Costola dei Bottaro Attanasio voleva conquistare Siracusa, ma il disegno criminale è stato bloccato dalla polizia. 4 gli arresti, associazione mafiosa e porto illegale di armi, reati contestati. Era questa la regola che seguivano. Per dettare la loro legge, quella mafiosa, dovevano dare l'esempio anche con le armi. Caro mio, ora sai che non ha battuto, che non ha celato, a 44 Smith. E tu che sei da sabare? Gestivano traffico di droga ma anche bische clandestine. Quando qualcuno doveva saldare un debito ricorrevano alle maniere forti. Un mese fa avevano preso a colpi di pistola la finestra dell'abitazione di un uomo. Non si erano fatti intimorire nemmeno dalla luce accesa. Gli investigatori della mobile, coordinati dalla DDA di Catania, hanno trovato e sequestrato armi, droga e giubbotti antiproiettile. Parte del materiale era nascosta a casa di 2 uomini vicini al sodalizio, anche loro finiti in carcere. E a Randazzo vince lo Stato, demolite le stalle abusive del clan Sangani, ruspe in azione incontrata a Dagala Longa. Il primo sequestro dei manufatti abbattuti ieri risaliva al 1989. Azzerato da arresti ed inchieste, il clan Sangani incassa un altro duro colpo, forse quello definitivo. La ruspa che vedete demolisce le stalle abusive incontrata a Dagala Longa a Randazzo
comune sciolto per mafia dove lo Stato ottiene una simbolica vittoria, anche se per ottenerla ha dovuto attendere ben 35 anni. In questo terreno e in questi manufatti, oggi fatiscenti, sono state nascoste armi e chissà che non siano state quelle che hanno ucciso Antonio, Pietro e Vincenzo Spartà, rispettivamente padre e fratelli di Rita Spartà, la donna coraggio che più volte ha denunciato Cosa Nostra. La pioggia non ferma i mezzi meccanici che abbattono due vecchi manufatti, rispettivamente di 150 e 300 metri quadrati, in un'azione congiunta effettuata da carabinieri, polizia, vigili urbani di Randazzo e coordinata dalla questura di Catania, presente il vicequestore Paolo Leone. C'è tanta voglia di legalità e soprattutto la volontà di recuperare il terreno perduto, visto che lungaggini giudiziarie e burocratiche si trascinano dal 1989, quando per la prima volta vennero sequestrate le stalle appartenenti ai Sangani. Sul posto i commissari prefettizi Isabella Giusto ed Alfonsa Caliò, in rappresentanza del comune di Randazzo, sciolto per infiltrazioni mafiose il 25 gennaio scorso. Lo Stato c'è, assolutamente presente, questo era un problema che è stato evidenziato in maniera, come avete potuto anche leggere negli atti che sono stati pubblicati nella relazione di scioglimento. Questo era un abusivismo che andava assolutamente demolito. In questa stalla c'erano anche delle armi e comunque si dà il colpo definitivo al clan Sangani. Speriamo di sì, certo, è un momento importante, per la comunità tutta. Colpo su colpo cadono travi e mattoni e contestualmente si sgretola il potere dei Sangani affiliati al clan Laudani di Catania. E adesso invece andiamo a vedere i quotidiani regionali stamattina, lo facciamo con Emanuela Corsi, i titoli dei principali giornali della nostra regione. Sì, Angelo, partiamo proprio da questo servizio, da questa notizia che troviamo in prima pagina sulla Sicilia di oggi. Vediamo appunto la ruspa della legalità, così scrive il quotidiano. A Randazzo, abbattute dopo un'attesa di 35 anni, le stalle dei Sangani custodivano armi e segreti. Nuove indagini sulla strage mafiosa del 1993. Altre notizie: il condannato, uno del branco. Lo stupro della scorsa estate è avvenuto al Foro Italico, la ragazza dice contenta, mi hanno creduto. E poi c'è un'altra condanna però che arriva da Enna, abusi sessuali sui minori, 4 anni e mezzo al sacerdote Rugolo, la diocesi responsabile civile. Vediamo ancora sulla prima pagina della Sicilia, Mattarella sbotta, basta tirarmi per la giacchetta, sono le parole appunto del Presidente della Repubblica che dice il Presidente non è un sovrano e firma le leggi anche se non le condivide. Questo è un tema che poi vedremo meglio nella stampa, sulla stampa nazionale. Intanto vediamo altri fatti regionali. Inchiesta della DDA, ci vogliono morti, 6 fermi a Siracusa, duro colpo al clan Bottaro Anastasio. A Catania si torna a parlare della morte di un uomo dopo il vaccino con l'AstraZeneca. Adesso la procura riapre le indagini. A Cesarò truffavano anziani promettendogli contributi europei e prendevano i beni. Per quanto riguarda invece la politica nazionale, verso il voto in Abruzzo, incubo dossieraggio, Meloni all'attacco, metodi da regime per fare chiarezza, trovare i mandanti. I Dem azzardano un regolamento di conti a destra, lo dirà l'inchiesta. Anche questo lo vedremo meglio tra poco. Intanto vediamo altri richiami in prima pagina di altre notizie per quanto riguarda la cronaca. A Catania, Corriere della Droga tradito dalla velocità. Sempre a Catania, inchiesta sanità, torna libero Missale. E poi ad Acireale, parcheggiatori emessi 10 DASPO. A Giardini Naxos il porto danneggiato dalle mareggiate. E poi c'è il calcio, la Serie C, perché il Catania oggi gioca ad Avellino per allontanare il serio pericolo dei play-out. È una partita complicata quella del Catania oggi sul campo dell'Avellino al Partenio, perché il gruppo di Lucarelli si deve guardare adesso le spalle. Conquistata la finale di Coppa Italia che potrebbe potenzialmente valere
il terzo posto finale in classifica, in ottica ovviamente dei playoff, deve fare attenzione la squadra rossazzurra a non farsi risucchiare nella zona calda, quella degli spareggi per la salvezza, perché gli spareggi salvezza escludono la possibilità di poter partecipare a quelli di promozione. Quindi il Catania deve fare di tutto in questa, diciamo, fase di campionato di stagione per non scivolare in fondo alla classifica, per non farsi prendere da questo vortice, e quindi oggi c'è questa partita complicata con l'Avellino, poi avrà una doppia sfida casalinga con Potenza e Cerignola, e da queste partite, prima della sfida con la Turis, la partita con la Turis che è attualmente a -6 dal Catania, deve cercare assolutamente di allontanarsi dal quintultimo posto. Questa sera appuntamento naturalmente con la diretta della partita e poi tutti gli approfondimenti. A partire dalle 18, come sempre, su Telecolor seguiremo con diretta stadio le vicende prima di Avellino-Catania, prepartita, poi i collegamenti con il Partenio, ci sarà Marco Carli, c'è anche il nostro operatore Angelo Pandolfo, e poi andremo nel post gara con i commenti. Domani torniamo con Corner, come sempre, all'indomani delle partite su Telecolor, 20:45. Allora, noi andiamo all'interno della Sicilia, invece vediamo qualche approfondimento. Dicevamo questa notizia di apertura per quanto riguarda la mafia, appunto a Randazzo vince lo Stato perché sono state demolite le stalle del clan Sangani, e poi strage Spartà del 93, nuove indagini dopo il ritrovamento delle armi. La Procura di Catania ha disposto l'incidente probatorio per verificare la compatibilità con il delitto. Vediamo invece questa storia, una storia che va avanti da anni, 4 anni e mezzo di condanna al parroco per aver abusato del chierichetto. Una notizia che arriva da Enna, sentenza a porte aperte per Don Rugolo, adesso anche la diocesi ritenuta responsabile civile. Lo vediamo qui in questa foto, appunto Don Rugolo, che era stato accusato da questo ragazzino all'epoca dei fatti, oggi 30enne, quindi appunto una vicenda che va avanti da molti anni, che si è conclusa con questa condanna di 4 anni e 6 mesi di reclusione. 8 anni e 8 mesi invece a uno degli stupratori del Foro Italico. Contenta che mi abbiano creduta, queste le parole appunto della vittima. Il ragazzo condannato era minorenne, gli altri 7 invece sono sotto processo in aprile. Ricordiamo che l'imputato aveva scelto il rito abbreviato. E anche credo i maggiorenni hanno scelto il rito abbreviato. E poi, sempre per la cronaca, vediamo tamponamento a catena sulla strada statale 115, auto schiacciata da 2 tir, tra 2 tir c'è un morto, e a Cesarò 7 indagati, l'accusa è di truffa agli anziani per appropriarsi dei loro beni. La prima pagina invece della provincia di Catania, vediamo in primo piano Ati in stallo, manca il numero legale. A vuoto la seduta in cui si doveva votare gli emendamenti alla convenzione legittimata dal CGA. Il presidente Mancuso, finanziamenti del PNRR a rischio, a questo punto spero soprattutto nella buona politica. E poi questo caso che abbiamo visto anche in prima pagina, la procura riapre indagini sulla morte di Davide Villa, il vice sovrintendente della polizia in servizio alla squadra mobile della questura di Catania, che è deceduto il 6 marzo del 2021 dopo il vaccino anti-Covid AstraZeneca. C'è l'appello della famiglia del poliziotto, appunto, che chiede che si riaprano le indagini e si faccia chiarezza su questa morte. Cambiamo adesso quotidiano, andiamo a vedere Repubblica Palermo, che ancora oggi apre con il Bosnia Gate, verifiche interne di regione e università. Il governatore e il rettore annunciano controlli sull'Ateneo italo-bosniaco senza autorizzazioni. Il caso adesso approda in Senato. E poi Schifani che ora va a caccia del possibile danno erariale. Vediamo ancora al centropagina la fotonotizia dedicata a, leggiamo l'inedito di Sgalambro ispirato a Goethe. Vediamo qui anche lo scomparso Franco Battiato.
assieme a Manlio Sgalambro. Poi una gioia a metà, lui è condannato ma si è rovinato la vita, sono le parole di Asia Vitale, che è stata intervistata da Repubblica, appunto la vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico. Violenza sessuale, 4 anni al prete, la curia per i giudici, responsabile civile. Questo invece per quanto riguarda la condanna a Don Rugolo. Ma oggi Repubblica si occupa anche di un altro caso di cronaca, il caso di Ayman. Ricorderai il ragazzino che è stato trovato carbonizzato nel Messinese dentro un'auto, si è suicidato, chiusa l'inchiesta, ma i cari di Ayman invece chiedono la verità. La famiglia continua a dire che non è possibile che questo ragazzo appunto abbia compiuto questo gesto, abbia scelto di uccidersi. E andiamo a vedere appunto la storia. Ecco, il paese è Merì nel Messinese. Ayman per IPM, caso chiuso, fu suicidio, il fratello, non è possibile, che rabbia. La procura di Barcellona chiede l'archiviazione dell'inchiesta, escludendo quindi il delitto. L'avvocato della famiglia: ci opporremo, e lo vediamo qui appunto in questa foto. Ayman, che è stato trovato morto il 16 febbraio dell'anno scorso. Andiamo ancora avanti, sempre all'interno di Repubblica. Questa sentenza: arriva la prima condanna per lo stupro di gruppo, 8 anni e 8 mesi al minorenne. Per gli altri 6 imputati, processo ad aprile, dicevamo. Parla la procuratrice Caramanna, non ha mostrato ravvedimento. Questo è quello che hanno detto comunque gli inquirenti fin dal primo momento. Questi giovani appunto che hanno questa accusa sulle spalle di stupro di gruppo, però in realtà non hanno mai mostrato di essersi pentiti rispetto a quello che avrebbero appunto commesso. E poi c'è la reazione della vittima, Asia. Lei ci ha messo un po' la faccia fin dall'inizio. Questa ragazza non si è nascosta, ma anzi ha voluto parlare. Gioisco a metà, c'è la verità, lui però ha la vita bruciata. Questa appunto è stata la sua reazione. Oggi la ragazza ha 19 anni. E poi ti faccio vedere anche questa notizia, perché il Telamone, a quanto pare, dopo l'inaugurazione in pompa magna, sta dividendo molto. Infatti il Telamone della discordia, la scultura bersaglio anche dell'ironia. Addirittura è spuntato un post sui social del Museo di Venezia, che però è stato rimosso, e critiche da addetti ai lavori. Il gigante ricostruito nella Valle dei Templi finisce sotto processo. Archeologi, studiosi, associazioni culturali, musei e semplici cittadini non hanno infatti apprezzato l'operazione definita Frankenstein. È apparso su Facebook, dicevamo, poi questo post è stato subito cancellato. Il post del Museo Archeologico Nazionale di Venezia, nel quale c'era con sarcasmo, insomma, si metteva a confronto il colosso siciliano con la statua romana di Marco Agrippa, ammiraglio dell'imperatore Augusto, custodita appunto a Venezia. Allora, il post diceva così: da un lato abbiamo una scultura colossale, eretta in un contesto artistico di valore mondiale, che svetta imponente ed emoziona il pubblico per forza evocativa e massa monumentale. Dall'altra abbiamo il Telamone. Quindi, diciamo, era un po' un modo anche così ironico per... Ma questa notizia però si ritrova anche su altri quotidiani. Sì, lo vediamo in prima pagina sul Giornale di Sicilia. Eccolo qua, appunto, insieme al Telamone si alza la polemica. Il colosso ricostruito appunto nella Valle dei Templi, diciamo che non è tanto apprezzata questa struttura che lo sostiene, che sembra una grossa scatola di metallo sostanzialmente, questo secondo i critici. Poi vediamo anche altre notizie. Prima dura stangata al branco dello stupro, in abbreviato 8 anni e 8 mesi all'unico minorenne tra i 7 della violenza di gruppo al Foro Italico, e il prete condannato a 4 anni e 6 mesi per abusi sessuali. Quindi vediamo che queste due notizie sono sulle prime pagine di tutti i quotidiani siciliani.
Spari allo Sperone, duello in stile Gomorra, l'omicidio è stato ricostruito con i video, il drammatico scambio di colpi e l'inseguimento, così fu ucciso Romano. Leggo poi, sempre sulla prima pagina, una notizia che riguarda la Fondazione Federico con praticamente, se alziamo la pagina la andiamo a vedere, eccola qui, la Patrizia Monterosso lascia la Federico II, il ben servito è arrivato a sorpresa e quindi insomma è una, parliamo di cultura sempre legato chiaramente anche al Telamone e quindi insomma in regione c'è qualche cosa da sistemare da questo punto di vista probabilmente. Vedremo. Visioni diverse. Scopriremo certamente. Allora noi ci dobbiamo fermare adesso, abbiamo chiuso la rassegna stampa quella regionale, fra poco sempre con Emanuela vedremo invece i fatti più importanti a livello nazionale sui quotidiani generalisti e anche diciamo quelli legati ai partiti politici perché ce ne sono tanti che hanno un particolare indirizzo. Ci fermiamo qui, fra poco torniamo con le notizie. Bentornati a Buongiorno Sicilia, torniamo da Emanuela Corsi e la sua postazione con i quotidiani, stavolta nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera, si parla ancora di questo dossieraggio, alta tensione appunto sui dossier, c'è scritto sul Corriere, la Premier, voglio sapere chi è il mandante, ma anche il Partito Democratico, la Schlein, insomma dice è uno scandalo, bisogna fare chiarezza. Quindi qualcosa di trasversale. Assolutamente diciamo così. Sì, anche perché abbiamo visto che i nomi, i volti comunque non hanno uno schieramento politico, un colore politico, poi tra l'altro parliamo non solo di politici, anche di imprenditori, di personaggi dello spettacolo, c'è veramente di tutto. Il doppio affondo di Meloni e Schlein è caso Gravina, l'ipotesi del riciclaggio. Anche il presidente Gravina è finito, presidente della Federcalcio. È finito in questo minestrone, diciamo così, divampa la polemica sui dossier, sono metodi da regime, ci dicano chi sono i mandanti, sono queste le parole appunto del premier Meloni, interviene anche Elly Schlein, uno scandalo, va fatta chiarezza. Vediamo questa fotonotizia, centro pagina, una sentenza sugli atti di nascita dei bambini da Padova. Sono figli di due madri, la vittoria di Elisa e Sara, una di quelle sentenze che poi è destinata a dividere l'opinione pubblica. Sia il nome di entrambe le donne negli atti di nascita appunto dei bambini. Lo ha deciso il Tribunale di Padova, stabilendo che gli atti di nascita con due mamme non possono essere cancellati su richiesta della Procura. Restiamo in questo taglio centrale, Cina, PIL al 5%, ma la ripresa non è solida e qui ci sono anche gli obiettivi di Pechino per il 2024. Restiamo con gli esteri perché si va avanti con la corsa alle presidenziali, la corsa di Biden e Trump che prova ad eliminare l'ultima rivale. Ieri era il Super Tuesday. Il Super Martedì, no? Il Super Martedì per scegliere appunto il candidato delle primarie. Intervista con Burioni. I tanti bocciati, domande facili, basta studiare, perché a quanto pare Burioni boccia tutti. Però lui stesso in questa intervista che oggi troviamo sul Corriere, ecco, anticipo qualcosa, aveva detto anche io, insomma, sono stato bocciato e via dicendo, quindi basta studiare, perché... Sembrava un po' un tagliatore di testa, ecco, in sede di esame, però... Ma sai, ci sono tante componenti quando si fa un esame universitario, l'emozione ti può anche tradire in quel momento. Poi ormai Burioni è diventato anche un personaggio noto, quindi non è soltanto un professore del periodo Covid, lui ed altri, insomma, sono diventati ormai dei personaggi televisivi. Poteri e leggi, i paletti del capo dello Stato, segnale ai partiti, no a strumentalizzazioni. Ecco, parla Mattarella che dice non basta, sono stufo di essere tirato in mezzo e anche specificato il mio potere è quello di emanare le leggi, di promulgarle, però io non è detto che condivida poi il contenuto dei testi. Sappiamo che il capo dello Stato poi può rimandare alle Camere le leggi,
leggi in prima e in seconda stesura, e poi comunque alla terza credo che scatti l'obbligo, per quello che ricordo io dal diritto costituzionale, e poi obbligato in qualche modo a promulgare la legge. Esatto. Vediamo all'interno questo caso, il dossier, il doppio affondo di Meloni e Schlein. Qui vediamo una foto dove si vedono alcuni volti, dicevamo, personaggi appartenenti al governo, quindi ministri, ma ci sono anche imprenditori, ci sono anche sport, calcio, musica. Vediamo Allegri, vediamo Ronaldo. Cristiano Ronaldo, esatto, Fedez, che è stato uno dei primi nomi a circolare. Parla il manager sentito dai magistrati, Lotito non fa certi giochetti, Floridi l'uomo chiave del braccio di ferro sul calcio. Insomma, sono tanti i volti e i nomi. E poi c'è il caso Gravina, si indaga per riciclaggio e appropriazione, verifiche sui diritti del calcio e sulla sua casa a Milano. Andiamo a vedere adesso appunto il caso del presidente, chiamiamolo caso, ma in realtà sono le parole di Mattarella: il presidente non è un sovrano, promulgare leggi non è condividerle. Mattarella: sarebbe grave assegnarsi compiti che la Carta attribuisce ad altri poteri. E ancora, quando il Presidente della Repubblica promulga una legge fa il suo dovere. Queste alcune delle sue dichiarazioni. Si parla anche tanto di elezioni, dopo il test in Sardegna, adesso è la volta dell'Abruzzo, tutto il centrodestra, eccolo qui sul palco, l'Abruzzo non cambierà guida, la spinta di Meloni, mi sono messa l'elmetto e Tajani, Berlusconi amava questa terra. Vediamo qui i leader appunto del centrodestra che si sono riuniti per la conclusione della campagna elettorale in Abruzzo. Vediamo Lorenzo Cesa, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Marco Marsilio, che è appunto il loro candidato alla presidenza della regione, e poi Maurizio Lupi, ieri assieme sul palco. Bersani è in tour, la seconda vita dell'ex leader. Io ascolto il popolo, in missione per conto del PD. Guardate al voto nei paesini sardi, ha detto Bersani, noi tutti abbiamo smesso di andare al bar. Repubblica apre con le regionali e quindi vediamo in primo piano il titolo in grande: Abruzzo, partita aperta. A 96 ore dal voto il risultato è in bilico, il centrodestra scommette sui centri costieri, il centrodestra sulle aree interne. A Pescara Salvini lascia in anticipo il palco con Meloni che evoca complotti o l'elmetto. Oggi invece sarà la volta di Elly Schlein. E poi vediamo sempre nel sommario di Repubblica Mattarella che difende la libertà di stampa è garantita dalla Costituzione. Nel taglio centrale il voto del super martedì, del super Tuesday, Biden e Trump in cerca di plebisciti. Hailey, che è il competitor principale appunto di Trump per quanto riguarda le primarie dei repubblicani, deve scegliere se continuare e quindi diciamo creare problemi a Trump, che però continua ad essere il primo, il favorito, oppure se ritirarsi. E qui vediamo anche un sostenitore vestito da zio Sam fuori dai seggi nel giorno del Super Tuesday, perché in America le elezioni le vivono anche così, diciamo in maniera folcloristica. Vediamo altre notizie. Allora, all'estero, Russia, il dilemma degli oppositori: restare o emigrare. A Gaza, perché non si deve usare la parola genocidio. E poi c'è un approfondimento di oggi su Repubblica: se le donne sono penalizzate dalla maternità. Andiamo a vedere all'interno questa notizia, la ricerca, carriera e stipendio per le donne con figli. 10 anni di zavorra. C'è questo studio: le retribuzioni delle mamme calano già alla nascita senza più risalire. Un invito ad abbandonare il posto. Una notizia insomma che
che fa riflettere ancora sui divari che Siamo ci sono. a pochi giorni, fra le altre cose, dell'8 marzo. Oggi Tra parleremo abbondantemente di questa ricorrenza. E poi continuare a lavorare significa girare lo stipendio a babysitter e nidi. Questo a proposito un po' dei servizi anche che lo Stato mette a disposizione delle mamme che lavorano in carriera. Andiamo a vedere la prima pagina della Stampa. Politici e VIP, migliaia di spiati, notizia appunto di apertura anche qui, e poi Mattarella: non sono un sovrano, firmare leggi non è condividerle, e difende la libertà di stampa. E poi si torna a parlare del caso di Macca, di questa 18enne che ha ucciso il padre perché era violento con lei e con la mamma. Il diario di Macca le scriveva: papà odia le donne. Ancora altri quotidiani, La Nazione, anche qui dossier l'ira di Meloni, fuori i mandanti, la Premier: questo spionaggio è un metodo da regime, e Schlein che parla di scandalo inaudito. Poi vediamo la fotonotizia dedicata invece alla principessa Kate Middleton. Aspettando Kate, il Regno Unito si interroga sulla salute della principessa, il governo posticipa a giugno la data del rientro pubblico. Abbiamo un'altra prima pagina? La prima pagina di Libero, anche qui il dossieraggio in primo piano, però ecco come Libero pone la questione: a volte capiscono, ci arriva pure Schlein, dossieraggi gravissimi. Elli smentisce giornali e deputati di sinistra, bisogna fare chiarezza, Meloni: violare banche dati non è libertà di stampa, metodi da regime. Quindi insomma si continuerà a discutere ancora a lungo su questa vicenda. Adesso noi ci fermiamo, almeno per il momento, con i quotidiani, con le notizie che arrivano dai giornali. Fra poco il primo dei nostri ospiti di questa mattina, parleremo di codice rosa e anche di codice rosso. Restate insieme a noi a Buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con atmosfera ancora instabile al centro-nord con qualche fenomeno sparso. Non mancheranno comunque pause asciutte ed ampie schiarite, meglio invece sulle regioni meridionali con sole prevalente. Sole prevalente anche sulla Sicilia con qualche nuvola in più che potrà insistere sui settori settentrionali della regione, ma con il basso rischio di fenomeni. La ventilazione a tratti è ancora sostenuta, con mari infatti localmente mossi, specialmente al largo. Le temperature massime saranno in lieve aumento, con punte infatti che potranno andare anche oltre i 16-17 gradi nelle ore centrali, con clima mite e gradevole. Sole prevalente anche nel corso della giornata di giovedì, con qualche nuvola di tanto in tanto ma solo in transito. La ventilazione ancora a tratti sostenuta, specialmente sulle coste settentrionali, con mari infatti localmente mossi e in particolar modo al largo. Temperature massime stabili, con valori ancora compresi tra i 15 e i 18 gradi. Tutti i dettagli vi attendono come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 e 19:20 c'è chi la vuole cotta. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Ci ha raggiunto in studio il primo dei nostri ospiti di oggi, il professore Pasquale Caponnetto. Buongiorno. Salve. Professore, ricercatore di psicologia clinica, Dipartimento Scienze della Formazione Universitaria di Catania, psicologo clinico e specialista in psicoterapia. Esatto. Con lei proviamo ad affrontare un tema ahimè, diciamo che la cronaca ogni giorno ci offre, quello magari del femminicidio. Ne parleremo anche di questo, però c'è un'iniziativa che l'università sta portando avanti e che praticamente arriva proprio a ridosso quasi dell'8 di marzo, che è la festa della donna. Venerdì 8, che cosa l'università sta preparando? Stiamo vedendo una locandina che adesso mostreremo anche ai nostri telespettatori. Si parla di un pronto soccorso per le vittime di violenza, no? Nel senso che pronto soccorso che non significa soltanto da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista di supporto, sostegno morale, psichico alle vittime. In sostanza l'iniziativa nasce dalla scuola di specializzazione in psicologia clinica diretta dalla professoressa Quattropani, in collaborazione con il servizio di psicologia dell'ASP
con la direttrice facente in funzione la dottoressa Bordonale e la dottoressa Mazzeppi, che di fatto gestiscono il servizio per l'ASP. L'università ha deciso di organizzare questo convegno insieme per sensibilizzare la popolazione generale e per fornire una formazione ai nuovi professionisti della salute, in particolar modo i psicologi, ma anche medici e altre figure professionali, affinché all'interno di questo servizio gestito dall'ASP di Catania ci siano delle persone, insomma, sempre più preparate e in grado di dare una risposta importante in questi casi. L'obiettivo principale è quello di mettere insieme una sorta di multiforze, no? Multispecializzazione che sia pronta, tutte queste figure professionali che siano pronte a supportare e sostenere le vittime, e purtroppo ahimè sono sempre di più le vittime. Già il servizio è attivo, noi vogliamo ulteriormente sensibilizzare le figure professionali, anche perché avere lo psicologo quando si ha un momento così delicato ad accogliere le tue esigenze è un grande momento di rivoluzione anche in termini di dignità della sofferenza delle persone, della sofferenza delle donne. Professore, ma a livello universitario, mi riferisco adesso agli studenti, cioè a chi quotidianamente poi frequenta le lezioni, il coinvolgimento, la partecipazione da parte dei giovani, perché sono poi le future generazioni, no? Noi ci auguriamo che non ci possano essere più, che non ci siano più questi episodi gravi di violenza che vediamo e che ci riporta la cronaca di grande attualità. Che tipo di interazione avete? Che tipo di reazione c'è? Che partecipazione c'è da parte dei più giovani? Guardi, considera che questo è il primo anno che all'università facciamo questo tipo di convegno. Abbiamo sperimentato la possibilità di avere un 150 posti, sono arrivate 450 richieste per il primo anno. Ma non si fermerà qui, perché l'anno prossimo lo replicheremo. Già abbiamo aperto delle chiamate per fare delle attività di ricerca su questa tematica, affinché Catania diventi un centro, diciamo, di eccellenza clinico e di ricerca su questa tematica. Questo è un punto di partenza, ma sicuramente cresceremo da questo punto di vista. Vorrei parlare un attimo dei numeri con lei, che sono numeri diciamo piuttosto significativi e preoccupanti, perché già siamo all'inizio di marzo, ieri era il 5 marzo e in questo avvio di nuovo anno le vittime di femminicidio in Italia sono state 9. È un dato preoccupante, perché se consideriamo che siamo appena al giorno 6 di marzo oggi e sono passati 2 mesi, significa una media di 4 femminicidi al mese. È un dato pandemico in generale, perché comunque se noi consideriamo la violenza contro le donne, una donna su 3 subisce una qualsiasi forma di violenza. Quindi noi giustamente ci occupiamo di elementi che sono eclatanti, però ci sono tanti elementi sotto soglia che diventano difficili da gestire, rispetto ai quali l'università, il mondo del lavoro, l'informazione devono fare tanto, e quindi noi vogliamo che siano parecchie persone, parecchi operatori della salute che si occupano sempre di più della tematica, affinché riusciamo a sconfiggere veramente questa pandemia. 118 sono state le donne vittime di omicidio, quindi vittime di femminicidio nel 2023. 96 di queste donne sono praticamente state vittime di familiari o comunque di persone vicine a loro, quindi con un affetto, un legame affettivo con quello che è il carnefice. Sì, perché comunque c'è spesso la difficoltà di chiedere aiuto, spesso non si sa che c'è la possibilità di avere un aiuto, ma ci sono anche delle situazioni anche paradossali. Noi ci ricordiamo di quel caso di quel calciatore che un anno prima era testimonial addirittura degli eventi contro le violenze delle donne, e poi l'anno dopo va a uccidere una persona a Bologna. Un calciatore che siciliano, in Sicilia. Sì, giocava qui in Sicilia, e dobbiamo fare un grande lavoro su noi uomini, affinché cambi l'approccio, la modalità di gestione anche della rabbia, dei vissuti emotivi, e su questo c'è tanto da fare. Stamattina ne parliamo con lei,
stiamo parlando di questi argomenti con lei che è un uomo, sarebbe stato facile e semplice magari avere un ospite diciamo o femminile per parlare di questi temi, però significa che questa sensibilizzazione incomincia ad attecchire, significa che c'è una presa di coscienza, che si vuole dare una svolta. Non so se è solo un problema di cultura, perché molto spesso si parla solo di cultura. Probabilmente non è soltanto un problema di retaggio culturale, è anche un problema di come si immagina una determinata cosa, di come si pensa nella mente, perché lo scatto d'ira ci può essere, però poi la ragione vorrebbe che si ritornasse di nuovo ad essere razionali. Molto spesso invece tutto questo non avviene. Sono tanti fattori, chiaramente. È chiaro che c'è una difficoltà anche nel registro delle emozioni, le cosiddette emozioni negative, e quindi dobbiamo riuscire a fare un intervento di formazione a 360 gradi fin da piccoli, nelle scuole, addirittura nelle scuole calcio, andare a parlare di questo elemento, affinché le generazioni presenti del futuro riescano ad avere un approccio prosociale, non antisociale rispetto all'altro in generale. Possiamo ricordare l'appuntamento allora? Sì, venerdì, giorno 8, dalle 15 alle 19, presso il Dipartimento di Scienza della Formazione, e magari venite voi a fare delle interviste. Ci proviamo noi compatibilmente chiaramente con quelli che sono i nostri impegni lavorativi. Sarebbe molto molto bello per i nostri studenti avervi. Potrebbe essere un'idea, essere un'idea per affrontare. Mi permetto di invitarvi. È una bella iniziativa, potremmo anche chiaramente realizzare poi degli approfondimenti evidentemente su quelli che saranno i temi affrontati nel corso del convegno. Però quello che mi piace sottolineare è questo approccio che si sta tentando, che si sta cercando di rendere sempre più concreto e funzionale, di sostegno alle vittime, non soltanto da un punto di vista terapeutico, fisico, ma anche da un sostegno morale. Ci sono anche delle iniziative che favoriscono in qualche modo il reinserimento delle vittime, perché sono dei fondi a disposizione. Questo fondo è aumentato, fra le altre cose, nell'ultima finanziaria. C'è veramente una voglia di volere in qualche modo finalmente fornire gli strumenti giusti alle vittime per potersi difendere anche. E comunque potersi riprendere. Ma poi vediamo anche rispetto, non chiaramente nei casi di femminicidio, purtroppo raccontiamo sempre più spesso di fatti di cronaca, di violenze nei confronti delle donne, spesso giovanissime. Una volta c'era molto pudore, c'era paura di raccontare, ci si sentiva colpevoli quando si era vittime. Oggi invece c'è una presa di coscienza diversa, nonostante la giovane età. Abbiamo visto 3 casi, uno del Foro Italico, ne abbiamo parlato fino a poco fa. L'altra a Catania. Un'altra a Catania, una ragazzina giovanissima, 13 anni, 14 anni, quindi stiamo parlando ancora di una bambina. E poi anche il caso della schermitrice, 17 anni, che ha denunciato, quindi c'è voglia di avere, tra virgolette, giustizia, di capire chi è il colpevole e chi è la vittima, e non di nascondersi quando invece si è poi preda, insomma, di questa forza bruta. Sì, dobbiamo continuare a lavorare su questa via, ma tutti insieme, perché solamente, infatti l'approccio del convegno è multidisciplinare, c'è la psicologia, c'è la medicina, via via ci saranno altre figure che verranno coinvolte. È importante il ruolo dei mass media, è fondamentale. La divulgazione, la trasmissione del messaggio. Sì, questo è fondamentale. Allora, grazie professore per essere stato stamattina con noi e aver riportato di attualità quello che è veramente un problema concreto, serio, di grande attualità, drammatico nei suoi, diciamo, effetti. Grazie al professore Pasquale Caponnetto che è stato qui a Buongiorno Sicilia. Noi ci fermiamo, adesso facciamo pubblicità, fra poco parleremo con altri ospiti, ma in qualche modo resteremo legati sempre al tema dei diritti delle donne. Lo faremo in una chiave completamente diversa. Tutto questo fra pochissimo.
nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, adesso in studio con noi Alessandra Adriani, che è sociologa ma è soprattutto anche un'imprenditrice ed è l'organizzatrice del Bikini Kill Festival di cui adesso parliamo. Con noi c'è anche Benedetta, in arte Papiro, che è una cantante. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, allora partiamo dall'origine di questo festival che affonda le proprie origini negli Stati Uniti. C'è una band chiamata Bikini Kill che ha praticamente fatto della loro filosofia di vita un modo per divulgare, per fare conoscere, per affrontare anche i temi della inclusione delle donne nel mondo della musica, ma non solo. Ne parlo intanto con Alessandra Adriani, che è la organizzatrice dell'evento che si svolgerà a Catania e sarà proprio l'8 marzo. Esatto, l'8 marzo, la giornata internazionale delle donne, non poteva esserci un giorno migliore per parlare di donne e per valorizzare, che poi è lo scopo del nostro festival, la presenza delle artiste donne all'interno di uno spazio dedicato, perché poi spesso il problema è proprio questo: le artiste, soprattutto emergenti, non trovano gli spazi giusti per potersi esprimere. Infatti, se guardiamo le casistiche della FIMI, che poi è l'organizzazione che si occupa proprio di contabilizzare la presenza della vendita dei dischi sia in streaming che fisici, questi dati ci dicono che soltanto il 10% delle artiste donne è presente nelle nostre classifiche italiane. Quindi partiamo con questo pretesto, che è appunto quello di fare un momento di intrattenimento dove sono presenti tutte artiste donne. Il festival è organizzato da donne per parlare in linea un po' più ampia proprio del tema della parità di genere. Questo poi l'obiettivo principale. Disparità di genere non solo nel mondo della musica, chiaramente la musica è una chiave per poter aprire poi, diciamo, altre porte, per andare dentro la società dove ci si scontra ancora con stereotipi: questo si può fare, quello non si può fare, quello è più adatto, quello forse è meno adatto. Mi rivolgo adesso a Papiro, che partecipa alla vostra manifestazione. Il messaggio, come si fa a trasmettere un messaggio così importante con la musica? Perché la musica ha un impatto forte, la diffusione, diciamo, delle idee, delle notizie attraverso, diciamo, la musica, che è un mezzo leggero, semplice, facile, alla portata di tutti, è anche, diciamo, una cosa, potrebbe essere funzionale, importante, no? Certo. Dal mio punto di vista, secondo me la via più forte per far questo è quello proprio di cercare di essere liberi e di partire da un obiettivo, un'intenzione che è proprio dentro di sé. Quindi io cerco di fare un progetto originale, parlo di me, quindi della mia esperienza chiaramente di donna nel mondo, e tutto quello che scrivo è autobiografico. Quindi sì, cerco di in qualche modo ribellarmi magari a degli schemi, cercando di dare originalità e autenticità al mio progetto. Alessandra Adriani, questo festival arriva in Italia nel 2009. Esattamente, la prima edizione è del 2009, in un contesto dove ancora non si parlava tantissimo di questi argomenti. Gallipoli, tra le altre Esattamente, cose. Io sono di origine salentina, adottata catanese, e siamo partiti, ripeto, in un contesto in cui ancora non esisteva la parola femminicidio, in un contesto in cui ancora il dibattito non c'era, però eravamo un gruppo di amiche giovani, anche un po' incoscienti, che ci siamo rese conto a quel punto che i nostri amici uomini organizzavano concerti, facevano manifestazioni, locali c'erano gli uomini che organizzavano e così via. Abbiamo detto: dobbiamo prenderci il nostro spazio. Poi abbiamo fatto altre edizioni. Nel 2024 mi sono chiesta: bene, ma c'è ancora bisogno di un festival dove ci sono solo artiste donne? E la risposta è stata sì, ce n'è ancora bisogno. Come dicevi giustamente, di femminismo si può parlare a più livelli, ci sono più problematiche, dalla differenza
differenza di stipendi tra uomini e donne. Parlavamo anche prima. Ne abbiamo parlato prima con il professore. Le donne sono penalizzate sia per quanto riguarda lo stipendio, ma anche se hanno dei figli. Insomma. Se hanno dei figli, quando devono rientrare al lavoro dopo la maternità hanno diversi problemi, il tema chiaramente del femminicidio, tutto il tema queer, chi non si riconosce in un genere in particolare, chi ha appunto difficoltà in questo senso da un punto di vista di identità e di preferenze sessuali, quindi può essere affrontato a vari livelli. Quindi la mia domanda: ce n'è ancora bisogno? Sì, ce n'è ancora bisogno, è per questo che questo venerdì, l'8 marzo al Mono di Catania, ci incontriamo e abbiamo creato un pacchetto più completo possibile. Adesso ci racconti brevemente anche la tua vita artistica, nel senso, cosa proponi al tuo pubblico? Hai detto prima che ci sono storie autobiografiche, Sì. ma la tua musica dove la possiamo inquadrare, se la possiamo inquadrare, se c'è una, che ne so, un tuo punto di riferimento, se c'è stato una tua ispirazione? Allora, intanto forse la prima caratteristica è che io scrivo in italiano e in francese. Questo perché ho vissuto tanti anni a Parigi e quindi, essendo una grande parte di me, scrivo ciò che sono, e quindi mi piace fare un mélange di tante cose, e questo non è solo nella lingua, ma anche nelle sonorità. Infatti, diciamo, nelle mie produzioni, anzi quelle di Matteo Caretto, che è il produttore... Stiamo vedendo anche una clip in questo momento. Fantastico. Questo è Wonder Woman, tra l'altro. Cerco sempre di sperimentare, quindi di inserire sonorità un po' arabeggianti, un po' orientali, un po' francesi, un po' italiane chiaramente, quindi sì, mi piace fare delle zuppe e creare delle cose mie. Le difficoltà che hai incontrato in questi anni, anche di produzione artistica? Forse una difficoltà è quella di proprio farsi sentire quando qualcuno propone qualcosa di personale, di nuovo, di non sentito e di non comune. Questo sicuramente è più un punto interrogativo. Non c'è stata questa apertura immediata magari verso quelli che erano le tue proposte? Anche chi è aperto comunque magari ha una piccola percentuale di diffidenza forse, e io cerco in tutti i modi adesso e sempre di invece dimostrare che l'apertura è una cosa bella. L'approccio con quel pitone è stato sereno oppure... Lei è Kate. Kate? Sì. Ha un nome. Ha un nome, sì. È addomesticata Kate? Sì, abbastanza, Ok, sì. la vediamo nel frattempo. È stato molto bello, devo dire. Ah, Anche ok. quella è stata un'esperienza molto Ma particolare. ti vediamo a tuo agio. Sì, anche lei era molto a suo agio, devo evidentemente dire. c'è stata empatia. Sì, c'è stata molta empatia. Allora, prima di chiudere, prima di salutarci, due considerazioni. È stato complicato realizzare questo tipo di, diciamo, di festival, questo tipo di manifestazione, e se sì, quali sono stati i maggiori ostacoli, e poi quante saranno le artiste che saranno coinvolte in questo spettacolo? Certo, sarebbe stato complicato se non mi fossi rivolta alle persone giuste. Cosa intendo dire? Prima di arrivare a un festival del genere bisogna creare un network. Io ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare l'associazione Malafemmina, che è un'associazione femminista terrona, e ci tengono a questo termine, in maniera sicuramente provocatoria. Ho incontrato l'apertura del locale del Mono di Catania e ho incontrato anche la partnership di un'etichetta discografica, Matrice 17, la cui direttrice è appunto una donna. Quindi crearsi prima un network e poi arrivare, come dire, preparati e forti. Bisogna raccontare e spiegare le motivazioni, e quindi lì c'è chiaramente un po' più di apertura. Le artiste sono tante, il piatto è super ricco. Iniziamo alle 9 con un talk appunto a cura dell'associazione Malafemmina, un talk femminista, un panel dove si dialogherà. Alle 10 inizieranno i live, la parte di live music, dove ci sarà Black Bell, Reua Pia, ovviamente Papiro, Misti Stiamo e vedendo Nuda. qualcosa, ecco. Esattamente, le nostre artiste. Poi ci sarà anche una performance, un atto poetico di e con Sirendeti, e infine la parte di DJ set con
Nico Sush e la Beck. Quindi iniziamo alle ce n'è 9 per tutti. e terminiamo alle 3 di notte sostanzialmente. Un happening praticamente esatto, senza fine. Parlare di femminismo però all'interno di un contesto che è anche intrattenimento, che è anche festa, che è anche divertimento, incontro, anche se ci sono solo artiste donne, in realtà noi siamo assolutamente aperti a incontrare tutti, tutte, tutti e tutto, come si dice. Benissimo, allora grazie ad Alessandra Grazie a voi, Andriani, grazie a voi. grazie a Papiro, in bocca al lupo, Crepi, grazie. speriamo che si raggiungano i risultati chiaramente che ci si è prefissati, Certo. e ci ritroviamo magari più avanti per fare un bilancio, Con piacere. perché no, di quello che è stato. Noi ci dobbiamo fermare, una breve sosta e poi riprendiamo e cambiamo argomento, nel senso che parliamo di musica, parliamo di spettacolo, ma parleremo di quelle che sono, o se ci sono, se non ci sono, le difficoltà di organizzare i concerti per la prossima estate in Sicilia, a Siracusa in modo particolare, perché la location si è spostata, non sarà più il Teatro Antico. Ma ne parleremo di questo fra non molto, restate insieme a noi. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, ora parliamo di concerti e dei cambiamenti per la prossima estate. Per parlare di questo ci colleghiamo con il nostro Francesco Aloi, che si trova a Siracusa, insieme a lui c'è Carmelo Bernardo, che è il direttore del Parco Archeologico di Siracusa. Perché parliamo con il direttore del Parco Archeologico di Siracusa? Perché la prossima estate gli eventi previsti al Teatro Antico si sposteranno nel piazzale antistante l'Ara di Ierone, nell'area archeologica della Neapolis di Siracusa. Allora, raccontateci tutto voi, vado da Francesco. Buongiorno Francesco, buongiorno anche al tuo ospite. Buongiorno. Sì, Angelo, Emanuela, buongiorno Sicilia. Noi siamo proprio nell'area dell'Ara di Ierone, dove ci saranno i concerti estivi. Si partirà a giugno, ancora il calendario è top secret, ma sarà presentato nei prossimi giorni, si spera. Con me c'è il direttore del Parco Archeologico Bernardo, buongiorno. Buongiorno, siamo qua collocati sull'area di Ierone, dove stiamo già procedendo alle opere collaterali per il montaggio della pedana del teatro provvisorio. Teatro provvisorio che praticamente già abbiamo iniziato con le operazioni preliminari, che a giorno inizieremo con il diserbo, inizieremo con la realizzazione dei percorsi delle vie di fuga, dell'impianto di illuminazione e del sistema antincendio previsto da normativa. Sì, perché già si sta lavorando, gli operai sono al lavoro alle nostre spalle. Qui ci sarà una platea di ben 4.000 posti, è così? Sì, qui ci sarà una platea, chiaramente come dicevo poco fa, massima attenzione al suolo archeologico, quindi metteremo dei dissosori sotto i piediritti della pedana. La pedana è larga 40 metri e lunga 60, dove sopra saranno allocate 3.200 posti. Un palco di 20 x 12, attualmente noi stiamo realizzando le vie di fuga, stiamo realizzando l'impianto elettrico e la prossima settimana dovremo iniziare con l'impianto antincendio. Finite tutte queste opere collaterali iniziamo a collocare la pedana per essere pronti il 1° di luglio, una volta che smontiamo dal Teatro Greco di Inta, immediatamente passeremo da questa parte dove si svolgeranno i concerti. Tutto questo per tutelare il teatro greco, è giusto? Tutto questo per tutelare il teatro greco e dare la massima fruizione ai turisti nella visione del teatro greco. Contestualmente stiamo aprendo anche di notte, apriremo anche di notte, che è una notizia in anteprima questa, a partire dal 12 di luglio, per mettere in fruizione tutta l'area di Ierone, perché il sistema delle vie di fuga antincendio e di illuminazione servirà per la fruizione in notturna, e avremo anche il teatro illuminato e l'orecchio di Dionisio con la Grotta dei Cordai, perché i lavori attualmente sono in corso. Francesco, Emanuela. Sì, Francesco, volevo chiedere al tuo ospite, a Carmelo Bernardo,
si tutela il teatro antico, ma avete già spiegato che ci saranno presi tantissimi accorgimenti per tutelare anche l'area di Gherone, che è un'altra area comunque archeologica importante. Bisogna fare la massima attenzione, perché la nostra Sicilia vive, fra virgolette, anche di questi monumenti, sono praticamente la storia della nostra terra, quindi la tutela... Se mi permette. Sì, certo. Se mi permette, direttore, chiaramente il progetto è stato approvato dalla sovrintendenza, perché prima che noi facciamo i progetti li andiamo a discutere con i colleghi archeologi della sovrintendenza, certo. Quindi il progetto è già stato approvato dalla sovrintendenza. E ripeto, noi abbiamo la massima attenzione anche del terreno vergine o suolo sterile, e noi trattiamo il terreno sterile come fosse un reperto archeologico. Tant'è che noi, quando realizziamo le stradelle, mettiamo al primo contatto con il suolo tessuto non tessuto, adesso voi lo vedete, quindi tu c'hai tessuto non tessuto, sabbia, tessuto non tessuto, e tutto quello che noi stiamo realizzando è reversibilissimo, cioè nel momento in cui noi smontiamo il teatro servirà, tutte le stradelle serviranno per rendere il parco inclusivo e quindi permettere alle persone diversamente abili di accedere a parte del parco attualmente oggi inavvicinabili per piedi portatori di handicap. Quindi zero barriere architettoniche. Angelo, Emanuela, sì. Qui guardando queste pietre e toccandole, direttore, tocchiamo quanti secoli di storia? Qua abbiamo 2500 anni di storia, quindi noi affrontiamo, ripeto, la protezione della zona archeologica con la massima attenzione, sia che è un terreno sterile sia che è un monumento. Trattandosi poi di monumento, l'attenzione viene elevata all'ennesima potenza al fine di non arrecare nessun danno alla struttura archeologica. Ripeto, questa è una struttura che montiamo il 1° di luglio e la smontiamo o il 1° di agosto o il 1° di settembre, secondo le richieste che ci verranno fatte dagli imprenditori. E comunque sino al 31 agosto la struttura sarà montata. E dobbiamo ricordare anche che fino a una quarantina di anni fa qui c'erano gli spettacoli, quindi non è una vera e propria novità, ma è una novità forse per gli ultimi anni, ecco. Possiamo... Noi stiamo... Abbiamo qualche difficoltà, chiaramente, magari Francesco troviamo la posizione... Noi ci stiamo spostando perché stiamo arrivando a farvi una sorpresa finale. Esattamente, no, volevo dire, possiamo magari approfittare questa mattina per lanciare un appello a chi magari verrà ad assistere ai concerti, a vedere gli spettacoli. Chiaramente l'invito è di rispettare quanto, di comportarsi in maniera esemplare, perché c'è la possibilità di... Guardi, direttore, mi scusi che la interrompo. Sì. Il pubblico non sarà mai a contatto con il suolo. Oh, benissimo. Camminerà sempre su pedane, quindi il pubblico quando escerà dalla sala troverà terreno battuto, ma quando è dentro la sala è tutto sospeso, quindi non toccherà mai il suolo, sarà sempre su una pedana appoggiata a terra. Massimo, degli accorgimenti, adesso ci fate sapere dove state andando, perché al Teatro Greco stiamo correndo, infatti è una difficoltà non fa sganciare l'auricolare, stiamo arrivando nel luogo della polemica dei mesi scorsi, perché i concerti al Teatro Greco, si balla, non va bene, si fanno solo le rappresentazioni classiche. Ebbene, stiamo arrivando lì per chiudere con la cartolina del Teatro Greco di Siracusa. Oh, benissimo, così facciamo questa bella sorpresa. Adesso stanno lavorando per le rappresentazioni classiche, quindi è rigorosamente chiusa quest'area, aperta solo per noi di Buongiorno Sicilia. E quindi noi siamo contentissimi, felicissimi di poter mostrare in anteprima e in esclusiva quello che in questo momento il Teatro Antico, uno dei siti più affascinanti sicuramente. Ma no, io invece volevo un attimo capire meglio. Vediamo già nei nostri monitor di servizio alle spalle anche gli operai che stanno montando, sono al lavoro per allestire chiaramente. Sì, perché sono stati autorizzati dalla sovrintendenza, noi l'abbiamo autorizzata ad entrare. Che meraviglia. Sono sempre in presenza di archeologi, sono in presenza della massima tutela e quindi stiamo iniziando a montare immagini bellissime, permetteteci di dire, immagini
inedite che ci fanno capire quanto lavoro comunque c'è prima di una rappresentazione, che non è soltanto lo spettacolo chiaramente che va in scena, bellissimo da un punto di vista artistico, ma c'è chi comunque predispone tutto, c'è un grande lavoro alle spalle, si comincia mesi prima per poi dare a disposizione un palco dove poter, diciamo, recitare e fare rivivere di nuovo l'arte classica a chi è appassionato più o meno di questo genere, perché sono tanti, diciamo, i fruitori che arrivano. Quanti sono gli spettatori ogni anno che arrivano da voi per gli spettacoli classici? Diciamo che non è un dato che è sotto controllo del parco, e quindi dovrebbero viaggiare intorno ai 150.000 visitatori e degli ospiti, e quindi anche in questo caso ogni anno è sempre un record. Anche in questo caso massima attenzione per la tutela, quindi le persone hanno un percorso protetto da fare, non possono andare in giro su strutture archeologiche. In questo momento e in questi momenti noi aumentiamo la vigilanza al fine di evitare che le persone possano andare a zompare su strutture archeologiche. Sono E quindi da propri quest'anno, gioielli direttore, No, dico, diciamo sono salva, veri e propri gioielli che la nostra cultura, la nostra storia deve preservare, deve fare di tutto per mettere a disposizione e farlo conoscere chiaramente al grande pubblico, ai turisti che arrivano nella nostra terra, perché noi vogliamo che siano in tanti a conoscere ed apprezzare davvero quello stiamo facendo tutto per aumentare sempre il numero delle presenze, tant'è che noi per esempio dal mese di gennaio ad oggi rispetto all'anno scorso abbiamo aumentato di 4.200 presenze in questi primi 3 mesi. Anche questi sono numeri significativi in pochi mesi. Se mi permette, le nostre strutture archeologiche sono delle porcellane, quindi ancora molto più delicate rispetto alla pietra, quindi quando tu tratti la porcellana devi avere i guanti bianchi e quasi non camminare, ma devi volare sulle strutture. Questa è la nostra attenzione che abbiamo, perché questa è la nostra mission che abbiamo, quella di tutelare e valorizzare. Grazie davvero direttore per queste sue parole che testimoniano davvero la passione, non solo la passione, la professionalità, la voglia di tutelare questo immenso patrimonio. Siamo quasi in chiusura, Francesco, torno da te per l'ultimo minuto. Allora io vorrei chiedere al direttore lo stato di salute del Teatro Greco, perché se ne è parlato molto, alcuni hanno detto non è in buone condizioni, dovrebbe essere restaurato. Direttore, cosa c'è di vero in questo? C'è di vero che come tutte le strutture archeologiche all'esterno, come tutti i monumenti archeologici, sono soggetti a una manutenzione programmata che deve essere fatta, perché uno degli obiettivi che il mio dipartimento, Francesco Scarpinato, il mio assessore, è fai un teatro, proteggi l'area e inizia a fare progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutte le strutture archeologiche. In particolar modo, così come mi ha detto l'assessore, dai un occhio di riguardo al teatro, e quindi abbiamo già avviato circa 12 consulenze molto particolari che vanno dalla geologia, all'idrogeologia, al consumo della pietra, alla geotecnica, alle analisi chimico-fisiche e petrografiche da capire l'ambiente, a capire che tipo di ambiente abbiamo, quindi con la collocazione di un microclima. È un po' complessa perché dureranno un anno, ma in questo momento noi abbiamo un progetto di manutenzione ordinaria, quindi togliere l'erba, capire lo stato di degrado del monumento. Già abbiamo fatto tutta la mappatura, quindi quanto prima faremo un progetto di studio per iniziare a mettere mano. Tenete presente che poi stiamo parlando di circa 10.500 metri quadrati superficie da restaurare, e le somme saranno ingenti, su per giù 800 euro a metro quadrato vanno via per fare un lavoro di restauro bene. Direttore, 800-900. Quindi, grazie davvero, il suo contributo stamattina è prezioso e ci ha restituito delle immagini bellissime, grazie anche al nostro Francesco Aloi che ci ha portato in un luogo che tanti vorrebbero visitare. Noi l'abbiamo fatto vedere in TV questa mattina a Buongiorno Sicilia, e non appena chiaramente avremo la possibilità ammireremo anche gli spettacoli, non appena si comincerà chiaramente gli spettacoli classici, poi in estate ci saranno i concerti che seguiremo. Grazie al direttore Carmelo Bernardo e il direttore del Parco Archeologico di Siracusa, grazie al nostro Francesco Aloi.
Grazie a voi. Grazie, una buona buongiorno. giornata. Adesso vediamo l'almanacco e poi ci faremo dare qualche consiglio dalle stelle con il nostro astrologo, con il nostro esperto Marco Amato. In un'epoca in cui la violenza, l'odio e l'ingiustizia sembrano dominare il mondo, c'è una giornata che ci ricorda che esistono anche persone che hanno avuto il coraggio di opporsi al male e di difendere i valori umani. Si tratta della Giornata Europea dei Giusti, che si celebra oggi in tutta Europa. Molti pensano che l'automobile sia il mezzo più rapido per spostarsi in città, ma uno studio mette in dubbio questa convinzione. Se tutti usassimo una macchina, il traffico sarebbe così intenso da rallentare tutti i mezzi di trasporto, compresi bici, bus e pedoni. Quest'ultimi infatti dipendono spesso dalle strade dove passano le automobili, che sono strette e congestionate. I bus poi non hanno sempre una corsia preferenziale e quindi si bloccano nel traffico come le macchine. Quindi scegliere l'automobile non è una scelta intelligente, ma egoista. Stai fresco! Sapete da dove viene questa espressione che usiamo per dire che qualcosa non succederà mai? Da Dante Alighieri, il padre della nostra lingua. Nel suo viaggio all'inferno, Dante incontra i peccatori sepolti nel ghiaccio del Cocito e lì li descrive così: là dove i peccatori stanno freschi. Quindi la prossima volta che qualcuno vi dice stai fresco, potete rispondere con una citazione dantesca. È il momento delle stelle, adesso è il momento di Marco Amato. Buongiorno Marco, buon caffè intanto. Buongiorno Emanuela, buongiorno ma questa Angelo, è una buongiorno tazzina, Cecilia. guarda, è una tazzina particolarissima davvero, che c'è qualche cosa di, che cos'ha? Qualcosa di arabo, non lo so se riesco a comprendere. No, di arabo nulla, è francesissima. Perché sì, ha un'ascendenza estetica, ma è italiana di produzione, perché è una Richard Ginori, quando ancora la Ginori si chiamava Pittoria, quindi è un inizio secolo, ed ha questa composizione. È doppia praticamente. Perché quello tiene il caldo, il calore, no? La parte di sotto. Perché in realtà questa struttura sostituisce sia il piattino che una base per poggiarla sul tavolo. Però praticamente mantiene il calore perché cos'è, di metallo, di cos'è? E quindi quindi praticamente consente una bellissima combinazione, una composizione particolare. Abbiamo scoperto. Prima o poi andremo con le nostre telecamere a casa di Marco Amato per vedere tutta la sua collezione di tazzine. Guarda, impressionante, sorprendente. Quindi sapete che ci sono tesori nascosti abbastanza interessanti. Chiedete ai miei assistenti. Marco, stamattina ci parli stranamente anche di politica internazionale. Sì, perché mi ha molto incuriosito e colpito la zodiacalità dei due protagonisti di questa storia. Allora, nella meravigliosa America, dal toni sempre esagerati, cosa è accaduto da pochi giorni? Il Super Tuesday, ovvero il Super Martedì. Cosa succede in questo giorno? È un giorno in cui si esprimono, soprattutto in termini di delegati, le preferenze per chi sarà il succedaneo presidente, e quindi, essendo in lizza sia Biden che Trump, ecco che hanno, con uno scarto di un centinaio abbondante di voti, ha vinto Biden. Ma zodiacalmente perché mi ha molto colpito? Perché l'uno è un Gemelli e l'altro un Sagittario. Allora, questo mi dà modo di spiegarvi proprio la dialettica dei segni opposti, ovvero il Gemelli è segno della comunicazione, i Sagittari del viaggio. Ma diceva la nonna che a lingua passa il mare, ovvero la capacità comunicativa è il più grande viaggio che si può fare. Proprio Giove da maggio sarà il pianeta che entrerà in Gemelli, rendendo il segno zodiacale dei Gemelli il segno dell'anno, e si oppone al Sagittario. Ancora una volta le dialettiche di opposizione cosa vogliono suggerire? Avere un pianeta in opposizione non significa necessariamente subirlo, ma guardare proprio nella maniera più chiara al risultato che si vuole ottenere. Il pianeta è proprio davanti, per cui
tentiamo di afferrarlo, coscienti del fatto che lui è il nostro obiettivo. Quindi, essendo Giove, apparentemente si potrebbe quindi pensare che è un Gemelli più avvantaggiato. Ebbene, la logica zodiacale sovverte questo schema, perché il Giove è pianeta del Sagittario, quindi è proprio Biden quello più avvantaggiato dati i significati astrologici. Vi ricordo che lo zodiaco va concepito come una ruota, e su una ruota le distanze angolari sono quelle che gestiscono tutto in termini di significati e corrispondenze. Quindi buona corsa alla Casa Bianca ai signori, e noi torniamo in Italia a guardare le stelle che abbiamo per ora nel cielo. Luna ancora in Capricorno, una luna abbastanza rigida, ma Mercurio e Nettuno provano a creare tutto il dinamismo e la fantasia e il tuffo nel sogno che altri segni zodiacali gradiscono benissimo, come per esempio il Cancro, lo Scorpione e i Pesci. Gli Acqua per adesso sognano un po' di più, sono più morbidi e hanno soprattutto un'escalation, soprattutto Cancro e Pesci, in termini lavorativi ottima, mentre invece lo Scorpione è un po' più perso in tutta una serie di direzioni varie ed eventuali, ma sempre vincenti. Cosa succede all'aria? Gemelli, Bilancia e Acquario. I Gemelli, appunto, sono già in fermento proprio perché cominciano ad avvicendarsi una serie di disposizioni zodiacali che li porteranno piano piano a essere i numeri uno, quindi state calmi cari Gemelli, che sta per arrivare il vostro momento. Bilancia, i momenti Bilancia per adesso li devono trovare, li devono creare, perché sono subissati da tutta una serie di impegni e di scadenze in sequenza. Bilancia che però con un tono più divertente quest'oggi affronta le questioni in una maniera più scanzonata e magari anche muovendosi logisticamente un po' di più. Acquario, un segno zodiacale che ha molto a che fare con la fantasia, ma oggi l'Acquario è di riunione e di squadra, come il Leone. Leone e Acquario, una polarità inversa anch'essa, quindi sono posti sulla ruota zodiacale, hanno una centratura che oggi fa sì che il lavoro di squadra, d'equipe, i progetti che si vogliono proporre vengano ascoltati e vengano fomentati in maniera positiva da tutto il resto della squadra. Non rimangono che Ariete e Sagittario, che oggi barcamenano l'Ariete su questioni familiari da sistemare, degli impegni e degli scadenze che non sono i loro, ma che per loro è importante sopperire come se. Sagittario invece è baciato dalla buona sorte, anche se Mercurio vi suggerisce di stare attenti, non tutte le buone occasioni saranno quelle giuste. Meditate. Toro, Vergine e Capricorno in questa giornata si godono una luna di supporto che è assolutamente meravigliosa, quindi ragazzi vi auguro una splendida giornata. Grazie Marco, una buona giornata. Adesso Emanuela, un'ultima notizia. Ti faccio vedere una cartina, anzi la faccio vedere a casa. Ecco, vedi tutte queste linee blu, cosa sono sarà? Tutti i collegamenti sottomarini. Esattamente. Con Gagliano non c'è piacere, però. Non c'è piacere. Sono tutti i collegamenti sottomarini, perché adesso c'è paura per appunto la tensione nel Mar Rosso, soprattutto per gli attacchi degli Houthi, che potrebbero interrompere le telecomunicazioni. Questi sono, cioè tutte le nostre telecomunicazioni praticamente viaggiano sott'acqua, e quindi si sta cercando di trovare un sistema per proteggere anche non solo in aria e sulla terra, ma anche sotto le onde. Quindi palombari e robot, così l'Italia protegge i cavi sui fondali dal pericolo attentati. I sabotaggi degli Houthi confermano l'urgenza di sorvegliare condotte e collegamenti. Un laboratorio alla Spezia studia i nuovi droni. Poi vediamo che c'è un'alta concentrazione proprio attorno alla Sicilia. Noi siamo proprio al centro di tutte queste... Noi raccogliamo praticamente e poi rilanciamo, no? Perché arriva quasi tutto da noi. Ecco qui, il 98% delle telecomunicazioni digitali viaggia tramite dorsali marine. Poi tra l'altro, perché ti ho proposto questa notizia? Perché ieri i social sono andati down. Si dice così, no? Facebook, Twitter, anzi X ormai si chiama, Instagram, e quindi... È durato poco però, non è successo... E già qualcuno ha detto oddio sono gli Houthi. Non lo sappiamo. Va bene, allora Emanuela, il 6 marzo del 113 a.C. a Roma, 113, non a.C., 113, è stata innalzata la colonna di Traiano.
un monumento eretto per commemorare la conquista della Dacia, che è l'attuale Romania, da parte dell'imperatore Traiano. Stiamo vedendo per l'appunto uno spicchio di questa colonna. Passiamo direttamente all'Ottocento. Il 6 marzo del 1869 invece è stata presentata la prima tavola periodica degli elementi chimici, una delle scoperte più importanti della scienza, la tavola ideata da Mendeleev. Oggi conta 118 elementi. Cambiamo argomento e parliamo di un farmaco molto usato e conosciuto, l'aspirina, che è stata registrata come marchio proprio il 6 marzo del 1899. È stata scoperta da Felix Hoffmann, un chimico che semplicemente cercava un rimedio per il mal di testa del padre. Torniamo in Italia, andiamo al 6 marzo del 1975, quando è avvenuto un cambiamento importante per tutti i giovani italiani. State vedendo per l'appunto la prima pagina di Tutto Quotidiano. La maggiore età viene abbassata da 21 a 18 anni, in linea con la maggior parte degli altri paesi europei. La legge ha permesso a milioni di giovani, di ragazzi, di diventare prima cittadini a pieno titolo. E proseguiamo con il 6 marzo del 1983, quando è stato presentato il primo cellulare, pensate, della storia. Un apparecchio che ha rivoluzionato la comunicazione, ma soprattutto direi la vita quotidiana. Il primo telefono portatile senza fili è stato realizzato da Motorola. Pesava 5 kg, più o meno. Allora, il 6 marzo del 2005 il Museo Munch di Oslo è stato assaltato da una banda di ladri che ha portato via alcune opere del celebre pittore espressionista. Dopo 2 mesi di indagini, la polizia ha ritrovato queste opere, ma questo è stato il secondo furto subito dal museo in un anno. Nel 2004, infatti, erano stati sottratti 2 capolavori di Munch, tra cui il celeberrimo L'Urlo. Per concludere vogliamo ricordare un grande artista, stiamo già sentendo le note, un musicista britannico che è nato il 6 marzo del 1946, David Gilmour, cantautore, noto soprattutto per essere stato il chitarrista e il cantante dei Pink Floyd a partire dal 1968 in sostituzione di Syd Barrett. Vi proponiamo, la stiamo già comunque ascoltando, la canzone Comfortably Numb, piacevolmente insensibile. Questa è la traduzione che è considerata dagli appassionati dei Pink Floyd come una delle canzoni più belle, più amate della band. Così ci lasciamo, grazie per essere stati con noi a Buongiorno Sicilia. Grazie Angelo, a domani. Grazie a te Emanuela, una buona giornata.